eccoci qua, buongiorno a tutti i nostri amici di Facebook e questa mattina ho voluto regalare, se si può dire così, regalare un momento di cartomanzia in diretta, nel senso che tutti quelli che vogliono una consulenza col sottoscritto possono tranquillamente chiamare al numero che voi vedete in sopra impresso, cioè non effettuo consulti di botte risposta, scrivere in chat, bla 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 bla, no. Chi desidera una cartomanzia col sottoscritto basta telefonare al numero che voi vedete in sovraimpresso. Solo così, amici miei, potete avere una consulenza, se no non fa niente, non vi preoccupate, non è un obbligo assolutamente. Quindi se desiderate un consulto col sottoscritto, sappiate che bisogna chiamare in diretta. Potete chiedere tutto quello che volete, potete chiedere qualsiasi cosa, basta dare la data di nascita e basta dire il problema che volete sapere. Il sottoscritto è ben lieto di darvi una mano nel senso positivo e quindi se volete chiamate in questo preciso istante, le linee sono libere. Salutiamo tutti gli amici che ci seguono da Milano, buona giornata, buona mattinata a tutti e vi ricordo che le linee sono libere per coloro che vogliono una consulenza di cartomanzia professionale col sottoscritto Cleo. Questa è una diretta di cartomanzia, stamattina voglio omaggiarvi a tutti per coloro, i miei fan, le persone che mi seguono da anni. Ho voluto affacciarmi, ecco, diciamo che è una trasmissione, una diretta live di prova. Se questa diretta funziona, come dire, e vi possa interessare, allora cercheremo di mettere un orario ogni giorno per deliziarvi con il mondo dell'occulto.
Abbiamo tutte le linee libere per coloro che vogliono una consulenza col sottoscritto, ossia un consulto di cartomanzia. Basta telefonare in diretta, potete anche rimanere nell'anonimato e potete chiedere quello che volete. Le linee intanto sono libere, siamo in diretta. A tutti i nostri amici del mio profilo una serena e buona giornata a tutti voi e augurandovi un cammino di prosperità e benessere. Intanto le linee sono libere per coloro che vorrebbero avere una consulenza di cartomanzia. Ricordatevi che la cartomanzia esiste da che mondo è mondo. Quindi è sempre esistita da millenni, quindi è un mezzo per scoprire, per sapere, è una scienza che rappresenta il mondo dell'occulto. Quindi per coloro che vogliono sapere di se stessi, ricordatevi che i tarocchi sono la base per scoprire, per sapere della propria persona, mentre l'oroscopo è per tutti, quindi l'oroscopo è per tutti coloro amanti dell'astrologia, quindi è collettivo, mentre la cartomanzia è personale, quindi la cartomanzia è prettamente per la persona che vuole sapere sulla sua data di nascita, l'astrologia invece è per tutti, quindi più rassicurante, più precisa è la cartomanzia perché la si va a fare sulla data di nascita della persona che chiede un consulto.
Diamo anche il buongiorno a tutti gli ammalati con una prestissima guarigione da parte mia, augurandovi veramente tanta felicità. Ricordatevi che la cartomanzia, come la magia, esiste, come esiste la religione, come esistono le energie positive e negative, anche se in quest'epoca tutti ci stiamo allontanando da quel che è il mondo reale. Quindi non si crede più a niente, non si crede più alla religione, non si crede più nell'astrologia, nella magia, nella cartomanzia, non si crede più a niente. Quindi si vive sotto specie di animali, con tanto rispetto per gli animali, perché gli animali sono superiori ad ogni essere, quindi noi siamo un punto al di sotto degli animali. Questo grazie all'alta tecnologia, quindi si stanno pilotando, come si usa dire, pilotando come vogliono loro, quelli del sistema. Quindi lascio immaginare, purtroppo funziona così, amici miei, funziona così. Ma come in ogni lavoro, come in ogni mestiere, come in ogni specialità, esiste il bravo e il meno bravo. Esiste l'avvocato bravo, esiste l'avvocato meno bravo, esiste il prete che serve Dio come si deve ed esiste il prete pedofilo. Esiste qualsiasi lavoro, c'è il bravo e il meno bravo. La cartomanzia, che è un qualcosa di speciale, un qualcosa dove veramente uno può capire di se stessi, del proprio cammino, dove uno veramente può scoprire il proprio destino. La cartomanzia, confronto, ripeto, all'astrologia, vedete, tanti di voi leggete l'oroscopo. Io preparo l'oroscopo ogni giorno, adesso non più, ogni settimana, e vi dico, l'oroscopo è generalizzato, l'oroscopo è un po' per tutti, quindi tutti quelli del segno del leone vanno a leggere e capire per se stessi, come i gemelli, come Ariete e così via. Invece no, la cartomanzia è personale, sulla propria data di nascita, quindi più sicuro di così, ragazzi, come si fa? Quindi, perciò dico, la cartomanzia è la più sicura, come la veggenza, cioè la predizione, diciamo la predizione. Ora, se pensiamo per un attimo che quanti di voi hanno visto la propria nonna, la propria mamma fare gli occhi, si diceva tengono male i capi, mal di testa, mo vado da zia Concettina a farmi fare gli occhi. Cosa faceva? Ti faceva 3 segni di croce alla fronte, poi prendeva un piatto
gli versava dell'acqua e bagnava il dito mignolo nel bicchiere con dell'olio d'oliva e faceva cadere delle gocce nel piatto con l'acqua. Se queste gocce si allargavano, vuol dire che avevi gli occhi, eri vittima di un malocchio. Addirittura si andava a vedere se erano in bene o in male. Se si formava una corona, erano in bene. Se invece si formava un serpente, erano a male.
E così abbiamo parlato del malocchio, abbiamo parlato un po' come una volta si usavano dei sistemi per togliere il malocchio, per sapere se una teneva gli occhi oppure no, così si diceva. E quindi sono sistemi antichi che sono sempre esistiti, da che mondo è mondo, che adesso ci stanno portando a non credere più a niente, vuol dire che stiamo al di sotto degli animali, tanto rispetto per gli animali. Ripeto, la cartomanzia è superiore all'astrologia, perché? Mentre l'astrologia è generica, si vanno a studiare gli astri e si va a fare il segno per segno, tutto quello che più o meno può succedere quella giornata e così via, la cartomanzia viceversa la si va a fare sulla data di nascita della persona che lo chiede e quindi è personalizzato. Quindi cosa sta a significare? Che la cartomanzia personale è esclusivamente per se stessi, per colui o colei che la richiede. È chiaro? Quindi, per consulti di cartomanzia, questa è la diretta adatta alle persone amanti della cartomanzia, però non come voi siete abituati a fare, chattare, scrivere, rispondere. No, non ho tempo di scrivere. Chi vuole un consulto basta telefonare adesso in diretta al numero che vedete sovraimpresso, 345 630 81 72, e certamente potete parlare con me in questa diretta. Vi ricordo che consulti di cartomanzia in diretta sono del tutto gratuito, dopo la diretta, cioè dopo la diretta, per coloro che vogliono un consulto di cartomanzia, e allora è a pagamento. Quindi consulti di cartomanzia per le persone che amano la privacy, per le persone che amano parlare in privato con me, il costo è di 30 euro, pagamenti o tramite PostaPay. Quindi basta inviare la richiesta tramite WhatsApp al mio numero e quindi potete avere un consulto di cartomanzia a pagamento in privato. Ma in diretta adesso i consulti sono del tutto gratuito.
abbiamo le linee libere per coloro che vogliono effettivamente un consulto di cartomanzia col sottoscritto, possono tranquillamente contattare in questa diretta live. Va bene? Diretta live in compagnia di Cleo, il maestro Cleo qui presente. Quindi per tutti quanti coloro che vogliono una consulenza possono adesso contattarci in questa diretta live. Bene, 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 bene. Allora, vediamo.